speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Nostra ospite in questa occasione Stefania Barbieri, grazie e ben trovata. Grazie a lei e un cordiale saluto a tutti i telespettatori. Stefania Barbieri, candidata al collegio del Senato, il collegio plurinominale Veneto 2, quindi delle province di Verona, Vicenza e Padova, per Noi con l'Italia. Stefania Barbieri è trevigiana, ma è candidata appunto nel collegio del Veneto occidentale e come abbiamo ricordato anche in un nostro precedente incontro, è consigliere di parità per la provincia di Treviso e ci ricordava lei stessa in questa veste si è molto occupata di lavoro e di politiche attive del lavoro al femminile rivolte alle donne, ma non solo. Certo, non solo. La consigliera di parità si occupa di discriminazioni di genere e quindi di politiche attive, ma di genere, nel senso che cerchiamo sempre di trovare una modalità per risolvere questo problema per una persona che ha delle difficoltà sostanzialmente. Le difficoltà sono prevalentemente per la donna proprio perché sappiamo che derivano dalla maternità e quindi al ritorno della maternità improvvisamente le donne, chissà perché, perdono ogni capacità lavorativa. Così sembra, no? In realtà poi ovviamente sappiamo bene che non è così. Per cui le politiche attive del lavoro sono sempre state incentrate proprio al sostegno della donna, soprattutto quando ci sono discriminazioni di questo tipo. Ovviamente noi dobbiamo parlare anche di lavoro per i giovani, perché sappiamo perfettamente che molti dei nostri giovani vanno all'estero perché qui non trovano lavoro. Ora, io credo che un'esperienza all'estero, ormai siamo negli anni della globalizzazione, possa solo far bene ai nostri figli, perché più esperienze in vari paesi fanno, più si formano e più hanno la possibilità poi di avere un lavoro che porti un certo tipo di anche di posizione, di redditività. È evidente che poi noi questi ragazzi dovremo in qualche modo farli rientrare, no? Perché abbiamo investito molto su di loro per quanto riguarda l'istruzione, poi insomma sappiamo che in Italia ancora l'istruzione è una buonissima istruzione. E poi se ne vanno e non tornano più. No, cerchiamo di farli tornare. Ecco, io credo che è giustissimo fare delle esperienze all'estero, però dovremo dare la possibilità di rientrare. Questa è la cosa importante. Le nostre aziende, lo sappiamo perfettamente, hanno sofferto molto. Adesso sembra che ci sia un barlume di speranza e per il futuro, di fiducia, di ripresa. Però ovviamente insomma, diciamo che la società è cambiata e quindi non tutte le aziende sono riuscite un po' ad assorbire questo cambiamento, per cui le istituzioni credo che debbano essere necessariamente di fianco a queste aziende proprio per permettere un inserimento nel mondo del lavoro di giovani, di cui abbiamo un gran bisogno, di donne, perché le donne insomma, hanno bisogno di lavorare, perché non tutte, cioè non è più come una decina, 20 anni fa, dove le donne lavoravano anche se non serviva, diciamo, economicamente per la famiglia, ma lavoravano solo per una soddisfazione personale o per avere, perché giustamente potevano mettere a frutto anche tutti gli anni scolastici. Molto spesso ora la donna lavora per necessità e quindi noi dobbiamo tenerlo in considerazione, proprio perché la società si è trasformata, è completamente cambiata, perché nel giro di 10 anni abbiamo subito una trasformazione molto repentina. Questa trasformazione ovviamente non è ancora stata assorbita, noi stessi siamo ancora un po' così frastornati da questo tipo da quello che è successo, però dobbiamo necessariamente rimetterci un po' a stare al passo con i tempi. Credo che le istituzioni debbano necessariamente accelerare anche in questo, perché noi siamo un paese un po' troppo burocratizzato, un po' troppo appesantito da determinati schemi, da determinate norme, e quindi abbiamo bisogno di snellire tutto questo e di essere al fianco dei nostri imprenditori, proprio per creare lavoro, per promuovere il lavoro, perché viviamo in un paese che è meraviglioso. Tutto il mondo vorrebbe venire in Italia, abbiamo dei posti dal punto di vista turistico che sono fantastici,
abbiamo un'enogastronomia che è incredibile, dei prodotti che sono veramente speciali, e noi stessi, noi italiani, siamo delle persone speciali. Perché insomma siamo molto accoglienti, abbiamo questa solidarietà che è molto diffusa, abbiamo questa inventiva che molti ci invidiano, no? Purtroppo abbiamo poco il senso della squadra, poco il senso del paese, poco il senso delle istituzioni, per molti motivi. Io spero tanto che si ritorni un po' ad avere il senso delle istituzioni, che anche chi rappresenta le istituzioni dia questo messaggio, e dia la possibilità a tutti di ricredersi un po', no? Viviamo in un momento in cui c'è una grande disaffezione nei confronti della politica, che io posso anche in parte condividere, però non dimentichiamoci che noi siamo la politica, noi facciamo politica ogni giorno, perché anche il fatto di privilegiare determinati acquisti su determinati settori, in determinati diciamo strutture rispetto ad altre, anche quello è fare politica. Io vorrei ricordarlo. Quindi quando io sento dire ma io non faccio politica, non voglio occuparmene, è sbagliato, perché poi comunque la subisci la politica e non va bene. Mi piacerebbe molto che i ragazzi si avvicinassero alle istituzioni per capirle. Infatti su questo devo dire che l'alternanza scuola-lavoro ci sta molto aiutando, perché le scuole che devono necessariamente far fare questi periodi di alternanza ai ragazzi, per esempio con la provincia di Treviso c'è questo tipo di alternanza a giugno, anche dell'anno scorso, da giugno ad agosto abbiamo avuto tanti ragazzi. Uno è venuto anche nel mio ufficio, nell'ufficio di consigliere di parità, e ha fatto un paio di settimane e ha conosciuto le istituzioni, perché poi ha visto come funzionano le istituzioni, perché poi l'ho portato anche in regione, l'ho portato anche in altri ambienti. E queste sono cose che vanno date a disposizione dei cittadini, perché sono del cittadino, però bisogna che ci sia più comunicazione. Il cittadino deve essere aperto, deve chiedere e le istituzioni devono rispondere. Questo è il mio modo di pensare. Senta, tornando per chiudere al tema del lavoro, l'argomento è molto vasto e anche complesso, ma lei citava queste politiche attive, cioè in sostanza delle politiche che fungono da accompagnamento a chi ha perso il lavoro verso una nuova occupazione, una nuova anche professione, anziché insomma limitarsi ad un'assistenza che poi diventa assistenzialismo, a un sussidio che poi a un certo punto finisce e queste persone rimangono nella loro condizione. Ecco, stiamo migliorando in questo senso, si stanno portando avanti i progetti anche nel nostro territorio, insomma finalmente appunto l'accompagnamento attivo ha preso davvero piede e sta iniziando a funzionare? Sì, io direi che sta iniziando già qualche anno che funziona, perché noi poi tra l'altro, come la provincia di Treviso in particolare, con il centro per l'impiego, ha attuato tante politiche per il lavoro, tanti tirocini, tanti stage, insomma, e queste sono modalità per reinserire nel mondo del lavoro delle persone che magari hanno perso, purtroppo non hanno più il posto del lavoro, e quindi con le premialità che vengono date alle aziende, con i tirocini e con gli stage, vengono reinserite, vengono riformate, perché poi noi non dimentichiamoci che la formazione deve essere costante nel tempo. Non è più come una volta che finivi la scuola, ti inserivi nel mondo del lavoro e lì finiva tutto. Adesso ci vuole l'informazione a tutti i livelli, quindi queste persone devono essere anche riformate, no? Perché magari per tanti anni hanno sempre fatto la stessa cosa e sono sempre vissuti in determinati ambiti. Ora quell'ambito non c'è più, quindi devono essere riformate. Per cui nella politica del lavoro che io intendo ci deve essere un percorso di formazione per l'inserimento. Questo aiuta le aziende, ovviamente, a formare le persone per poi accogliere all'interno del loro organico già formate, già pronte per il posto di lavoro che devono svolgere, che devono ricoprire. Grazie a Stefania Barbieri, candidata con Noi con l'Italia nel collegio plurinominale del Senato Veneto 2 delle province di Verona, Vicenza e Padova. Grazie per essere stata nostra ospite.
Grazie anche da parte mia per averci seguito, vi rinnovo l'invito ai prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche 2018 sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.